Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Tempo ancora capriccioso in questa prima settimana di marzo. Per capire cosa accadrà guardiamo una mappa al suolo prevista per le prime ore di martedì, che ci fa vedere con la lettera L in corrispondenza dell'Italia centrale una figura di bassa pressione. Questa figura di bassa pressione deriva una saccatura in quota che evolverà appunto a goccia fredda e che manterrà tempo incerto specialmente al centro-sud. Vediamo un po' la distribuzione delle precipitazioni a partire da lunedì. Notiamo come il nord-ovest, specialmente i settori tirrenici, saranno caratterizzati da tempo incerto. Martedì tempo brutto su buona parte della penisola, specialmente al nord, sui settori adriatici e quelli della Calabria. Mercoledì un po' tutto scivolerà verso sud con una maggiore concentrazione dei fenomeni sui settori adriatici. In linea di massima dunque avremo un inizio di primavera meteorologica caratterizzata da tempo incerto, con la possibilità da giovedì dell'arrivo dell'alta pressione che dovrebbe proteggere il tempo soprattutto al nord Italia, mentre il centro-sud potrebbe insistere ancora questa goccia fredda. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti una buona settimana e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.